Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Fa freddo, ma al termine di una partita calda, vibrante, diciamo pure che questo San Giorgio Sedico ha meritato questi 3 punti fondamentali nel derby delle Dolomiti. Allora, intanto è un derby e quindi per forza è caldo. La partita era sentita in entrambe le parti. Devo dire che mi sento che i punti li abbiamo meritati, anche se nel secondo tempo la compagine feltrina ha fatto un po' meglio di noi. Un derby all'ultimo respiro perché quelle mani in area proprio allo scadere poteva determinare il 2-2. Dalla panchina non me ne ero reso conto, avevo già messo le mani nei capelli. Fortunatamente l'arbitro è stato bravo a vedere il fallo di mani e a munire il giocatore loro, quindi un sospiro di sollievo. Possiamo dire partita dai 2 volti, anche se il San Giorgio l'ha condotta con estrema efficacia, ma soprattutto con grande attenzione. Ma devo dire che ci sta che una squadra ben attrezzata come il Feltre ci mette in difficoltà. Il primo tempo è stato nettamente la nostra parte, siamo stati bravi a resistere perché fino ad ora nessuno ci aveva messo sotto per 20 minuti come il Feltre. Ecco, avete vinto questo primo derby del Bellunese, il Belluno aveva vinto qui a San Giorgio, a Sedico, il Feltre aveva vinto contro il Belluno, oggi la Cabra chiamava San Giorgio Sedico. Siamo contenti che la fortuna ci dia una mano, anche se dietro la fortuna c'è tanto lavoro, quindi prendiamo i punti e dormiamo una notte più sereni. Ecco, mancava il gol da oltre 200 minuti, oggi ne sono arrivati 2, quindi è un buon segnale anche per lavorare con maggiore tranquillità. Devo dire che chi ha visto le nostre partite precedenti ha visto le occasioni che abbiamo creato, quindi era solo una questione di tempo arrivare al gol. Abbiamo piena fiducia sia nei nostri attaccanti che nel nostro metodo di attaccare, quindi sono convinto che non era un problema e non lo sarà. L'ultimo gol era stato timbrato da Dario Sottovia, il fatto che abbia segnato Guarracino oggi è un segnale che potete confidare su questi attaccanti. L'ultimo gol sono stati segnati da Marcolin, gli ultimi gol da punti li aveva fatti Dario, però insomma sono 2 attaccanti diversi, noi abbiamo piena fiducia in Guarracino e anche in Bartulovic che è entrato dopo, quindi siamo contenti così. Buon segnale anche perché questa vittoria mancava dal 20 ottobre, il successo sull'Ambrosiana. Devo dire che le vittorie al momento sono poche perché sono 2, ma c'è tempo per lavorare, il nostro obiettivo è arrivare prima possibile a 44, che vuol dire salvezza. Che arrivino tutte adesso o tutte alla fine, l'importante è fare le vittorie che servono. Ecco, un successo che vi dà slancio, vi permetterà di lavorare con maggiore serenità, ma soprattutto unire il gruppo, coagularlo in funzione di un obiettivo finale che è la salvezza, come dicevi. Devo dire che fare punti è la medicina migliore per tutti i malati del calcio. Noi avevamo bisogno, ne abbiamo ancora bisogno anche settimana, anche già domenica a Banzano abbiamo bisogno di fare punti
quindi sicuramente far punti ti aiuta a lavorare bene, ma l'ambiente lo vedo coeso, dalla società allo staff a chi ci può seguire, siamo tutti con in testa lo stesso obiettivo. I consigli sereni che arrivano dall'esterno da Luca Tiozzo sono impartiti in funzione di chiari movimenti della squadra, c'è una maggiore tranquillità visto che il tecnico in panchina a volte è esuberante. Mister Tiozzo in settimana insieme a Mister Finn lavorano duramente per far sì che l'assenza di Mister Tiozzo in panchina non sia un problema per noi, e fino adesso non lo è stato, anzi forse la tribuna vede ancora meglio le partite. Ecco, c'era una tradizione anche da confermare, perché il 7 gennaio 2001 Jotzet siglò il gol decisivo tra Union 2000 e San Giorgio Sedico, ricordiamo che San Giorgio Libano in quel momento, e poi il 23 dicembre 2001 Ugo De Toffel firmò l'1-0 tra Union 2000 e San Giorgio Libano. Diciamolo pure le formazioni di radice di questi due club. Ma diciamo che la storia va a dire che questo è il vero derby per noi e anche per loro, perché prima della mia venuta qui comunque le formazioni del San Giorgio e dell'ex Ripa, Fonzaso e dei vari nomi che hanno cambiato negli anni si sono scontrate fin da ancora prima, ancora dagli anni 90, quindi diciamo che questo è il vero derby per entrambe le società che partono da categorie più basse. Era la prima categoria in quel momento. Diciamo che l'Union Feltre, come volete chiamarla, Union Ripa, è stato un modello per noi da seguire per raggiungerli in Serie D. Sono stati uno stimolo che ci ha sempre messo l'obiettivo di andare a prenderli, perché come detto ci abbiamo giocato contro nella nostra storia molte volte e la società ci teneva a giocare di nuovo con loro in Serie D, indipendentemente che poi il risultato del derby sia a favore nostro o meno, ma l'orgoglio di essere cresciuti come due società tra virgolette insieme, anche se nemiche, ma dello stesso territorio. Moreno, hai accennato la trasferta di Manzano, una delle più difficili trasferte del momento. Il mio amico Roberto insieme alla società manzanese stanno facendo un grandissimo lavoro, hanno allestito una buonissima squadra, sono stati, mi permetto di dire, anche fortunati a non avere mai problemi con il Covid, quindi gli ha permesso di allenarsi con regolarità, al contrario nostro che abbiamo avuto una sosta di un mese. Credo che il lavoro che fa lui in campo, il lavoro della società si veda, e comunque noi andiamo là a testa alta per cercare di far punti.